Buonasera a tutti, benvenuti ai miei belli di Bella. Eccoci qua, siamo pronti per una nuova puntata. Innanzitutto buon inizio settimana a tutti quanti. Oggi è lunedì sera e come avevamo promesso, come abbiamo parlato in questi giorni, questa sera una mega puntatona con tantissimi artisti, quindi oltre a dare la buona serata a voi vado subito a dare la buona serata a loro. Peppe Catanese Doc. Buonasera. Santo Piazza. Buonasera a tutti, buonasera. Anthony. Buonasera. Una new entry che questa sera presenteremo ufficialmente. L'avete sentita cantare in questi giorni su Bella Radio, però oggi ne parleremo anche con lei. Sto parlando di Vanessa. Buonasera. Buonasera. E poi il nostro Domenico Aiello, Buonasera. con cui siamo stati insieme venerdì sera e Sì. ci siamo divertiti. Allora, ragazzi, oggi Sonny vuole iniziare con la foto subito, quindi fatemi mettere al centro che io questa vicino a Vane, che oggi inauguriamo anche lei. Iniziamo così, guardate Sonny, 1, 2, 3, cheese! Grazie. Allora ragazzi, innanzitutto prendiamo posto, sì. Mettiamoci comodi. Lui è sempre lui. Ora vi dico cosa sta facendo, ora ve lo dico. Per tutti coloro che ci stanno guardando, che vedono il nostro catanese che va in giro, aveva dimenticato di attivare la live. Ecco, quindi e non vi dico che cosa ha fatto. Ha dato il telefono in mano. Buonasera a tutti, anche della live. Al fratello. Buonasera. Ecco, sì, siamo Mi consenta. Prego, ora facciamo tutto. Prima salutiamo chi ci guarda tramite l'app, tramite il sito, tramite Facebook. Salutiamo chi ci sta guardando anche tramite il TikTok di Bella Radio e il TikTok di Peppe Catanese. Buonasera. Buonasera, chi ci ascolta in radio, ben ritrovati anche a voi. Mettetevi comodi perché inizia questa nuova puntata un po' diversa rispetto al solito. Allora, innanzitutto ragazzi, come state? Bene, bene. Tutto bene, non ci possiamo lamentare. Con Santo ci siamo visti venerdì, che è stato ospite durante la puntata insieme Ospite a Domenico. di Domenico, sì. Esatto, è una bellissima puntata. Invece con Peppe Dentoni non ci vedevamo da un bel po'. Oh, un bel po'. A Siracusa. Vabbè, no, che c'entra? Qua, no, noi siamo Diceva nel programma. Noi in realtà siamo stati insieme sabato. Io sono tornata senza voce. Siamo stati insieme sabato, un'altra bellissima serata insieme Io a Peppe. senza soldi. Questo è un problema. Chi sei brutto? Se così è brutto bruttissimo. Senti, dov'è la zia Pina? Gli mandiamo un bacio? Bingo. Un saluto alla zia Pina. Vai. Un bacio alla zia Pina. E Agata. No, lei non. Che avevamo un bar, martedì a Domenica con me, chi c'è restato libero? Un lunedì. Certo, in effetti hai ragione. Però voglio dire che è molto, come si dice, ci vuole la zia Pina in quel bar. Certo che ci vuole. Ci sono stato ed è senza di lei non sarebbe la stessa allo cosa. stato puro. Anzi, ricordiamo il bar Cibele, che appunto si trova in via Cibele al numero, ricordamelo Peppe. 82. Lì trovate appunto tutto, dalla colazione la mattina, a pranzo, cena, e tra l'altro c'erano anche delle belle offerte, se non sbaglio, giusto? Sì. Ci sono. Promozione a 10 euro, primo, secondo, contorno, pane, bevande e caffè. Cioè ragazzi, 10 euro, dove lo fai in pranzo di questo? Meglio da Peppe. Meglio da Peppe, al bar Cibele. Guarda, ci stai mettendo magari la suite che è 10 euro. La suite? Suite. Per fare cosa? Poi ti spiego. Che affari a suite? Continuiamo. Va bene, continuiamo. Io qua grave la vedo la situazione, grave. Va bene, allora direi di iniziare subito a cantare immediatamente, così man mano chiacchieriamo e ci facciamo un po' raccontare delle news. Chi vuole aprire la puntata oggi? Sempre Endone. Il nostro piccolino l'apre. Il microfono te lo do io. Che tra l'altro con Anthony è uscita una nuova novità insieme a Vanessa, ma ne parleremo tra un po' perché penso che non la faremo come prima canzone, giusto? No. Ok, quale facciamo come prima La canzone? testa sulle spalle. La testa sulle spalle. Allora si inizia ufficialmente con Anthony al centro del palco e si inizia a cantare su Bella Radio e su Bella TV, quindi voi mi raccomando mettetevi comodi e rilassati. Se state cenando ancora meglio, vi godete questo fantastico spettacolo cenando, digerite. Sì, adesso ci pensa Sonia, ce l'ha, adesso ci pensa lui e nel frattempo
Sì, ricordiamo che qualora vogliate un salutino, qualsiasi cosa, o avete una richiesta particolare da parte degli artisti, potete tranquillamente scriverci su TikTok, perché tra un pochino io prenderò il telefonino e vi porterò qui insieme a noi, quindi vi leggeremo tutti i vostri saluti e tutto il resto. Nel frattempo, Anthony, vuoi fare qualche salutino prima di andare con la canzone? No, dopo. Li facciamo dopo. A scuola come sta andando? Così. Bello sto copo. No, io chiedevo per niente, proprio meglio evitare. Vabbè, andiamo, passiamo. Facciamo una cosa, iniziamo con un brano diverso e quella la passiamo dopo. Che ne dici? Ok, facciamo una settimana. Oppure secondo me iniziamo con Mare Fuori. Che ne dici? Iniziamo. No. Che ne dici? Oppure facciamo quella che è uscita l'anno scorso nel periodo estivo, aiutami, quella. Boom boom. Sì. Nemmeno questa? No, ok. Vabbè, facciamo Mare Fuori. Mare Fuori, dai, iniziamo così in modo allegro e poi dopo mettiamo tutto il resto. Appiccicata sigaretta, alla ci sta mamma che cagna in un daretto. Questa fatica ma sciaccattammo pure a Reggio e Casetto. Sono cresciuto mezza via, saccio che mi aspetta. Un maglione non sistema, ma che sistemato costo. Mezza via e meglio a te ne fiero, a venna veroso. Vado in sta caccirata, sono mega, e manna quella che chilometrata. E mo fa malucare, sei pure tu. Non ci vado a scuola, mamma, non ci vado più. A capo una caiola, pure chi le fuma. Amare mo sta fuori, non mi posso vedere più. Non ti preoccupare, io ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa. Are risparmio sotto cielo, ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa. Non ti preoccupare, io ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa. Are risparmio sotto cielo, ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa. Vicino Camillo Colù, oggi ho visto solo grigi, dopo ti lo revogliono, se fa nada striscia, tutti i giorni quando voglio uscire, o mora cadendo, mora accesa, a capo mi fa male, non arrivo a capire, si sono nato qua, qua la colpa mia, ma non mi so fermare, ma non arrivo a spara, Napoli cadendo, guarda sta lontana, tutti i giorni penso che ci fate male, tutti i giorni penso male, non ti preoccupare, io ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa, are risparmio sotto cielo, ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa, non ti preoccupare, io ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa, are risparmio sotto cielo, ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa, non ti preoccupare, io ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa, are risparmio sotto cielo, ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa, non ti preoccupare, io ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa, are risparmio sotto cielo, ci sto male fa, ci sto male fa, ci sto male fa. Il nostro Anthony con Mare Fuori, la sua cover, la sua versione bellissima, Anthony. Abbiamo iniziato bene, tra l'altro sono arrivati tantissimi messaggini di complimenti. Allora salutiamo la tua mamma che ci sta guardando, che ne dici? Anthony.
Dicevo, salutiamo la mamma che ci sta guardando. Ciao mamma. Ecco, poi salutiamo DJ Six che dice vai Anthony Scass, nel senso di scassa, e poi Masha ragazzi che vuole essere salutata da tutti. Ciao Masha. Buonasera. Ve lo dico, Domenico, anche da parte tua ha detto mi devi far dedicare una canzone da ciascuno di loro, quindi ricordatevi di dedicare una canzone a Masha prima che ce lo dimentichiamo. Poi c'è la signora Concetta, Deborah Di Pietro che ti fa i complimenti, abbiamo anche Maria e Rosaria, una buona serata anche a Giuseppe Unico, Cuore Spezzato, e poi Divina ancora, Sebbi che anche lui ti fa i complimenti, Desi che ci dà la buona serata, Noemi che vuole dedicare Portami a ballare. Sarà fatto. Ok? Sebbi, Ale, e insomma Maurizio Nicosia, tanti amici. Buonasera a tutti. Ragazzi, voi continuate a commentare, c'è anche Raffaele che salutiamo, continuate a commentare che tra un pochino vi continuiamo a salutare. Tra l'altro Anthony da poco ha fatto un nuovo brano, c'è Vanessa qui che tra un pochino presenteremo, proprio parlando di di Anthony, c'è questa bella novità, ma so che ce ne sono tante altre, giusto? Sì, dopo ne parliamo. Allora, adesso dove andiamo? Io direi di fare cantare quella Alla cover. Allora, passiamo il microfono a Vanessa, anche perché innanzitutto buonasera tesoro. Io ho avuto il piacere di conoscere Vanessa durante il programma estivo che abbiamo fatto a Santa Maria degli Ammalati. Abbiamo fatto i nostri 4 sabati meravigliosi, dove c'è stato anche un sabato dedicato a Peppe Catanese e Docco con Anthony, un altro sabato è stato dedicato a Savozza Wood, e l'ultimo sabato, quello di chiusura, era Santo Piazza insieme a Franco Moreno. Durante queste serate ho avuto il piacere di conoscere Vanessa, che è una bellissima voce nascosta. Avete presente quelle belle voci che non hanno mai avuto quella forza, quel coraggio magari delle volte di venire fuori? Però devo dire che grazie a questa scusa ce l'abbiamo fatta. Giusto? Vero? Lei si presenta questa sera con una cover che tra l'altro sicuramente appena parte canterete tutti quanti, però da lì, diciamo, da questo piccolo gradino che è stato questi concerti che abbiamo fatto quelle sere lì nel periodo di luglio, hai avuto questa, come dire, questa spinta per iniziare a cantare? C'è stato il duetto che appunto hai fatto con Anthony, che adesso dopo andremo a presentare, e adesso dopo questa abbiamo voglia di fare un singolo tutto tuo? Certo. Quindi c'è questa bella... Ci stiamo lavorando? Sì. Hai già scelto la canzone oppure ancora è in fase scelta? Ancora no. Ok, però tenetevi pronti perché con Vanessa sono sicura che ne sentiremo delle belle. Sono contenta perché è arrivata un'altra voce femminile. Qual è la cover che hai scelto questa sera? Aspetta, quale mia? Perfetto, vai al dimmi. Certo. Fare un saluto speciale. Sì, vieni qua innanzitutto così ti fai vedere e ci facciamo conoscere dai nostri belli. Allora, voglio salutare mio nipote Francesco. Ciao zia. Franceschino, il nostro Francescuzzo, gli mandiamo un bacio grande e ti aspettiamo, France, mi raccomando. Sei pronta? Pronto. Come si suol dire, tagliamo questo nastro di benvenuto per Vanessa? Dai, carichi, la nostra Vanessa. La settimana è mano fredda e sai più fredda stare attorno a noi. Tu te ne vai, mi dici addio e dipendiamo ancora stessa scena. Ci aspettano ancora, ci siamo a tu modo una volta, scioppiasse ma vita tu non mi dormi. Ora mia, vedi sto chiamando cuore mio, come nessuno mi ha chiamato mai, come nessuno mi può chiamare. Ora mia, tu me lasci sapere.
La nostra Vanessa, bravissima, brava. Una presentazione, come si suol dire, ad hoc. Anch'io l'ho conosciuta con questa canzone. C'era tanta, come dire, dietro le quinte, tanta ansia quando dovevamo salire sul palco, perché insomma lei canta a livello un po' amatoriale, no? Tante volte cantato in tanti eventi, un po' così. Quella è stata il debutto. Vero? Quindi l'emozione era tantissima. Adesso abbiamo debuttato anche in TV, quindi ora non manca più niente, dobbiamo fare il Guarda, singolo. moglie, io e finito. No, tu non ti etti, tu devi rimanere qua insieme a noi. Ecco, tra l'altro Vane, proprio parlando di questa cosa, sappi che sono arrivati tanti complimenti proprio per te, che ti hanno scritto. C'è Matteo che dice davvero brava, e poi ancora abbiamo Divina che anche lei ti fa i complimenti, DJ6, Crystal Bisicchia, anche lei bravissima veramente, Luigi Chiari, nel frattempo li salutiamo, io li nomino così, li salutiamo, Sebbia Leonardo, Stefi, Matteo Scianna, Antonietta, insomma tanti messaggi di complimenti per la tua bella voce, e noi siamo contenti di questo. Tra l'altro vi saluto a tutti Michael Intelisano. Ciao mio frate Michael, Anche lui una bellissima Michael. voce, e proprio voleva salutarvi. Allora, detto questo, fanno i complimenti anche ad Anthony. Marco dice: Anthony bravissimo, venerdì mi hai sorpreso, veramente bravo. Lo ringraziamo. Salutiamo anche Tony Urso che si è collegato. Ciao Tony, un Ciao, bacione. Tony. Buonasera, E Tony, tutti gli buonasera. altri. C'è anche Sonny Ricciardi, salutiamo anche Sonny. Ciao, Sonny. Un bacione. Che ne dici? Tu hai detto che ti volevi buttare sì. Ma dove? a cantare. No. Come no? A cantare. State qua. Tra l'altro, a parte, vi vogliamo dire anche che c'è. Signora Deo, non sa che fare qui. Perché mi tieni? Non scappo. No, perché dobbiamo dire una cosa: che cosa? ci sono delle belle cose in preparazione. Ma chi è? Ci sarà una bellissima serata, non diciamo né quando né niente, però lanciamo, come si suol dire, la pietra. Ma chi è il 22 di novembre? Si può dire? Certo, quella del 22 di novembre la possiamo dire. Ricordiamo che il 22 In memorial, dai. saremo proprio al Bar Cibele, insieme al Bar Cibele, che appunto è in via Cibele al numero 82. C'è una serata particolare proprio dedicata ad un memorial. Vogliamo ricordare di chi? Ci sarà un bellissimo evento, piano piano vi daremo tutte le varie informazioni. Lucrezia Boncaldo, la sorella di Clarissa, che conosciamo bene, gli ha dedicato 2 brani molto belli, è proprio dedicata a lei. Giorno 22 di novembre saremo al Bar Cibele per questo memorial, e poi c'è un qualcosa in preparazione proprio con poi. Peppe Santo, Anthony. No, ma non dire il nome. Ma non è a poi, dai, io poi. Ora, A breve. Sì, A breve. Ma da posso cominciare a cantare per favore? Che cosa? Bugno di Mriosi. Sì, Mi sì. manca la mamma, mi manca la mamma. Non c'è, ora come mamma. boom, Zia boom, boom. Ti cerca. Mandiamo un bacione, vai, la dedichiamo a tutti. Mi specialmente pure con io. Vamos. Mi associo. Vengono su TikTok quando cose si vedono ogni giorno. Sono diventate tutte quante VIP, ma non sanno che non sono nudo. Io faccio video tutti onna con mia mamma, però te vai tutti onna, io sapete. Quando finisci prima o poi su TikTok, mi devo dire a safari. Oh ma tu che ne pensi di tutti questi video su TikTok? E che hai a pensare? Non penso niente, succedono tutti, ma non sono nudo. E che ti mettiamo con questo TikTok? Ok? Prima o poi tempo che parliamo tutta una campagna. Bugno di miriosi, nastro TikTok, si sente invidiati, tu cavolo siete, a gente mai stanca di tutte queste cose, si inciuci da pacite, non ci piacciono a nudo. Io mi diverto solo a TikTok, ciao che tutti onda non mi interessa, se prima o poi TikTok finirà. Bugno di miriosi, nastro TikTok, tornate con i piedi sulla terra. Ognuno a fare di che ci piace, io non critico a nudo. Io quando faccio video mi diverto, la gente assai mi apprezza. E insieme a mamma sono risata assicurata, per me è chi sto TikTok.
Quando finisci prima o poi già sapete bene di chi ragazzi a fare. Guarda, non dovete con tutti questi occhi. Ma però ora cominciano i volumi e sparano i cannoni. Ok? Sparano i cannoni che fanno boom! Pugno di miriosi, nasto TikTok. Si sentono invidiati, cosa uno siete. La gente ormai è stanca di tutti sti cosi. Si giuci capaciti, non ci piace la molto. Io mi diverto sopra TikTok. Ciao che tutti andano, non mi interessa. Se prima o poi TikTok finirà. Pugno di miriosi, nasto TikTok. Parlate con i piedi sulla terra. Pugno di miriosi, nasto TikTok. Io mi diverto sopra TikTok. Ciao che tutti andano, non mi interessa. Se prima o poi TikTok finirà. Pugno di miriosi, nasto TikTok. Parlate con i piedi sulla terra. Grazie! Io la amo questa canzone, Grande, meravigliosa, grande. bravo! Un bacio alla zia Pina e boom, 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 boom. La verità, TikTok è un social che è diventato quotidianità e poi stavo dicendo in siciliano, si campa, si vive proprio di questo, è la verità, Vero. è la verità, raga. Quindi Peppe ha avuto questa brillante idea di fare una canzone che rispecchia tutto. Torniamo con i piedi sulla terra, che è meglio, come diceva qualcuno. chiappa. Allora, sono arrivati anche per te tantissimi complimenti, che te lo dico a fare. Sebbi che ti fa i complimenti, Maria, Noemi, sei bravissimo Peppe, continua così perché sei il top. Carmelo Spadicchia, bravissimo Peppe da parte di Maurizio. Grazie a tutti. Cioè, sono tanti, sono veramente tanti, andarli a leggere tutti è davvero impossibile. Anche Toni ti scrive: grande mio fratello Peppe, un salutone anche a Grazie. Stefi. Tra l'altro proprio con Toni siamo stati sabato sera, abbiamo avuto un bellissimo evento e il giorno 21 dicembre ci rivedremo lì. Santuzzo, direi che è arrivato il tuo Sì. momento. Anche l'ultima volta, appunto, come stavamo dicendo prima, ci siamo visti con Domenico, abbiamo un po' parlato di quello che è il nuovo brano che sta andando benissimo. Io fino a oggi pomeriggio. Molto bello, molto. Tra l'altro sei insieme a tua moglie con Sara, anche il video è bello, una cosa semplice che rispecchia proprio quello che è l'amore fra due persone, come il testo della canzone. Stavamo parlando... Diciamo anche un po' sbarazzino, no? Ma ci sta, la freschezza, l'estate è anche questo, cioè rendere un po' di divertimento di tutto quello di cui abbiamo bisogno nella vita, che molte volte anche per colpa di TikTok, che stiamo sempre messi là, ci perdiamo tanto. neghiamo. Ci perdiamo. Esatto, ce li neghiamo queste cose, no? Verissimo. Quando invece in realtà potremmo andare a divertirci e a vivere la quotidianità, invece magari quante volte capita che le persone sono a tavola, sono a cena, automaticamente prendono il telefono e stanno lì a... Ormai è una cosa un po' di tutti, anche a volte anche noi, però poi me ne accorgo e faccio mettiamolo metto da un po' di parte. lato questo telefono. Che Quindi la è vivo bello così. quando ci sono questi video sbarazzini che fanno stare bene. Allora, quali sono le novità in arrivo? E niente, ora stiamo preparando qualche altro brano, sempre molto così... Movimentato? Sì, Bene. movimentato. Lo E fa- poi anche qualche classico, perché come ben sai... Tu sei comunque... mi piace tantissimo, diciamo, il classico napoletano. Ci sta a mettere il movimento, ci sta tutto, però poi si ritorna sempre alla musica che si ama. Bisogna dare un po' di tutto. Vero. Infatti proprio ora volevo iniziare con una canzone che mi ha scritto il maestro Franco Moreno, che è Voglio solo a te, che proprio parla dell'amore e in un modo veramente Molto bello, profondo. bello e profondo, sì. Condivido, mi piace questo inizio, e allora centro del palco Ok. e si inizia a cantare anche con il nostro Santo Piazza. Non esistono tante parole per raccontare questo amore. Ci volesse una vita nuova per parlare solo di te. Ogni volta che metto una storia è un film d'amore che ci vedo rimane incantato come vivo per te. Che stasera organizza una festa
Copa più bella stella. Tutto il mondo da sapere, caso troppo innamorato, innamorate di te. Voglio solo a te, non ne voglio nada innamorare, voglio solo a te. Non mi serve nada che mi va, se non è come te. Solo tu fai belle tutte cose quando stai con me. Voglio sempre a te. Rindo male, rindo bene, voglio sempre solo a te. Giuro a me che non rende nessuno da lontano a me. Giuro a me che dopo tutta la vita vuoi stare insieme a me. O cuore tu appartieni a me. Ogni volta che guardo che sto sempre più innamorato. Ci vuole leggere quello che provo quando vedo a te. Sto giorno se si può sto cuore che non mi trovo. E non c'è sta niente a fare. O cuore vince sempre non mi posso appiccicare. Voglio solo a te, non ne voglio nada innamorare, voglio solo a te. Non mi serve nada che mi va, se non è come te. Solo tu fai belle tutte cose quando stai con me. Voglio sempre a te, rindo male, rindo bene, voglio solo a te. Giuro a me che niente nessuno da lontano a me. Giuro a me che per tutta la vita vuoi stare insieme a me. Ha già scritto una bella canzone quando sento stata un'emozione. Ha già scritto con l'anima nel mio cuore e che te dico a te. Di una bellezza veramente estrema questa canzone, è bella. A me piacciono i brani movimentati, però quando sento queste sono quelle che fanno venire i brividi, che poi fondamentalmente sono queste le canzoni che ci fanno emozionare, che ci fanno ricordare, che ci fanno vivere l'amore, che magari delle volte fanno anche scendere una lacrimuccia. Quelli un po' così sono i brani del momento che restano, ti diverti, però questi sono quelli che segnano il cuore. Questi restano sia per qualcuno che magari la dedica, ma specialmente per me, perché queste qua per me sono veramente dediche. Sono canzoni che senti, le senti tue? Sì, sono mie, brava. E questo è quello che deve fare un artista, sentire le canzoni proprio sue, perché solo così si può emozionare lui. Vero. E automaticamente emoziona il pubblico, perché se non ti emozioni tu non puoi emozionare nemmeno il pubblico. Questa è la prima cosa, certo. Bravo Santo, bravo, seguitelo Santo, perché vabbè, chi non lo conosce, perché veramente secondo me è un altro di quegli artisti che farà tanta strada. Grazie. Nel frattempo sono arrivate davvero tanti messaggi, ci fa emozionare quando canti Santo, da Dani ad Agata. Bravo Santo, a breve anche lui, vorremmo uno spettacolo tutto per lui qui a Siracusa. Sicuramente. Poi ci sono tantissimi messaggi, anche Michael, Sonny, tutti che lo merita. L'ho visto cantare dal vivo Santo ed è veramente bravissimo. Grazie. E chi non l'ha sentito, raga, Santo canta sempre live, assolutamente live, altrimenti non se ne fa concerti. Solo live. Lui sei in playback e dice no, non canto. Devo sentire l'emozione, diciamo, della mia voce. E vi racconto un aneddoto breve. Quest'estate eravamo tutti quanti insieme. Doveva essere una serata di divertimento, che di divertimento è stata. Salutiamo Padre Claudio. Ti amo, Padre Claudio. Buonasera Padre Claudio, un bacione. Eravamo lì, abbiamo mangiato di tutto e di più, tipo gamberoni, tutta sta roba così. Sì. Dovevamo solamente divertirci a ballare. A un certo punto lui ha preso il microfono. C'era semplicemente un microfono, raga, attaccato a un computer, delle casse. Non è che c'era chissà che cosa. Ha iniziato a cantare tutto. Quindi questo succede proprio quando siamo alla musica. La mia passione. Questo è proprio il momento in cui io libero la mente
E sei felice? Sono felice, sì. Magari sempre sono felice, però quello è proprio il momento che mi dà. Che ti la senti libero proprio la tua vita, quello Sì. che è la musica. Sì. Va bene, Santo, ritorniamo ad Anthony, che ne dite? Poi dopo arrivo da te, Alfio, non ti Domenico. preoccupare. Domenico. Domenico. Alfio lo salutiamo, gli mandiamo un bacio a papà. Che ne dici, Anthony? Allora, noi volevamo iniziare con un brano. Sì. E io ti ho stravolto la scaletta perché sai che mi piace Mare Fuori. Sì. Quindi dopo averti fatto fare quella, adesso possiamo andare con quella che volevi fare tu. Ok. E una settimana. Ecco. Grande Anthony. Piccolo, allora- piccolo lo dico sempre, piccolo ma grande. Anthony è giovanissimo, ma Io ti chiamo e non rispondi a messaggi, alle storie tu non clicchi più. Sei cambiata all'improvviso, ma fra noi non è successo niente. Mai, mai, mai. Mi fa cadere la chiamata e mi fa pezzi questo cuore. Che da sta voglia fatti di sentire. E una settimana senza te, una settimana che mi manca. I tuoi baci, il tuo sorriso, la tua mano nella mano. Se mi va bene due parole che mi fa sta buona cuore. Sai giù sbagliato fammelo capire. E una settimana senza te, una settimana che sto male. Ora accompagnato a morire, che non sta scendendo a conto. Che non t'hai fatto niente, amo facciamo pace. Ho bisogno di te. Fatti vedere. Io ti ho dato questo cuore, ma è sparito dai tuoi occhi l'immagine di me. E mi manca la tua voce, mi diceva ciao amore, non mi scordi te. Mai, mai. Mi fa cadere la chiamata e mi fa pezzi questo cuore. Linda sta voglia fatti di sentire. E una settimana senza te, una settimana che mi manca. I tuoi baci, il tuo sorriso, la tua mano nella mano. Se mi va bene due parole che mi fa sta buona cuore. Sai giù sbagliato fammelo capire. E una settimana senza te, una settimana che sto male. Ora accompagnato a morire, che non sta scendendo a conto. Che non t'hai fatto niente, amo facciamo pace. Ho bisogno di te. Fatti vedere. Una settimana senza te, una settimana che sto male. Ora accompagnato a morire, che non sta scendendo a conto. Che non t'hai fatto niente, amo facciamo pace. Ho bisogno di te. Fatti vedere. Grande bravo Anthony, bravo. E come tutti gli altri artisti che ovviamente sono seduti qui, seguiteli su YouTube, perché le potete trovare lì tutte le canzoni che questa sera stiamo presentando qui che questa sera stiamo presentando qui questa sera. Ha già ripetuto una parola un poco di volte assai. Va bene, però ci stava, dai. Ecco, non si sentiva male. No, giusto, grazie Sandro. Era orecchiabile. Va bene, sì, quel colpo tanto per dire acchiappasti sta malacomba, ma facciamo finta di niente. Capito? E vi ricordo che la puntata la potrete trovare anche su YouTube. E magari sta frase che sbaglia qui, qua. E vi ricordo che le canzoni che voi avete sentito questa sera Ci metti allora il dito nella piaga, ecco, quando dici butti la benzina sul fuoco, vai, buttala così. Mi sono spenta. Sassa? Ok, grazie. Che cosa la puoi comprare la benzina? E come fai? Tu cammini a piedi? Oggi costa assai comunque. È vero, pure come i Flintstone, con le macchine. No, Tra poco, non manca tanto. Con i cavalli, ritorniamo con i cavalli. Che non sarebbe una cattiva idea, così abbiamo anche meno inquinamento. Comunque c'è anche il monopattino, raga, che è molto figo. L'avete usato? A corrente.
La bicicletta che ti una volta, Comunque sono pericolosissimi, I monopattini sono pericolosi. Una volta io e mia moglie, perché comunque in due col monopattino. Brava Sara, brava, così si fa, brava. È divertente, si fanno anche ste cose, raga, insomma. Mo non è che. Allora, Peppe, qua avevano fatto un sacco di richieste anche per te. Ora ci arrivo a lui. Avevano fatto tante richieste. Quale vuoi cantare adesso? Faccio magari un romantico, se l'amore. Bravissimo. Agata. Sì, Bravissimo, Peppe, dai. Amore, ti mandiamo un bacione. Ci voleva. Hai visto? Ho aperto un taglio. Hai visto? Ho aperto un taglio, hai visto? Ci sta. Sì, Momento L'amore amoroso. vince su tutto. Momento amoroso. Sempre insieme, coreano, per tutta la vita, senza mai c'era sa, perché per me si canale è tenere, una cosa sola, io te uguale amore. Sì, ma forse e tu non fai vincere tutte guerre che perdevo senza te. Voglio a te, per me sei l'unico, tu voglio bene e sto bene non fornisce mai. Sì, la moglie più canale, la storia da suonare, già prima di sposare. Io te desideravo, ti cercavo e ti pensavo, già prima di conoscere. Sì, un marito più carnale, tutte più belle, perché tengo sempre a te. Da chi sto cuore mio, che potremmo cambiare il more d'amore, se abitami. Sei che bello, non vede nessuno più, si deve essere proprio come piace a me, e poi a te, quando ogni problema a me. Si piglia a capo e tu puoi bene separare. Sì, importante come l'aria che respiro, ogni cosa tiene senso insieme a te. Oh, per te non tengo niente più, ma se mi passa s'appicciano l'occhio cuore mio. Sì, la moglie più canale, la storia da suonare, già prima di sposare. Io te desideravo, ti cercavo e ti pensavo, già prima di conoscere. Sì, un marito più carnale, tutte più belle, perché tengo sempre a te. Linda chi sto cuore mio, che potremmo cambiare il more d'amore, se abitami. La moglie più canale, la storia da suonare, già prima di sposare. Più carnale, tutte più belle, perché tengo sempre a te. Linda chi sto cuore mio, che potremmo cambiare il more d'amore, se abitami. Il nostro catanese Doc con la sua Agata. Che tra l'altro è arrivato un messaggino, amore mio ti amo, da tua moglie. Ha mandato il messaggino, Agata. Allora stasera lo posso ricogliere. Hai visto? sei bravissimo, proprio prendi la canzone giusta. Certo, io ci sto io. Vedi, capito? Comunque volevo dire che comunque queste canzoni, perché noi abbiamo diciamo la stessa casa discografica, giusto? Che è Domenico Puglisi, che è il numero uno. E dico anche gli arrangiamenti, cose varie sono molto belli. Questa batteria era bella, vero. Batteria, chitarra, niente. Qua, bravo amore mio, la salutiamo. Agata, ci manchi, ti aspettiamo. È al lavoro lei? No. Ah, ok. Ci manchi, la prossima volta vieni, c'è anche Salvo no? che ti... Oggi a riposo e questo moglie, questo mamma. Ah,
si stanno rilassando tutte e due. Brave ragazze, brave. Ci sta anche se è andata tra donne, voglio dire. Allora, tornando a Santo, facciamo un altro brano, Santù, così poi dopo passiamo anche a Domenico. Cosa ci fai sentire? Adesso vuoi continuare col romantico? No. O vuoi dare un po' di movimento? Mettiamo un po' di movimento, però sono indeciso tra Sapo pure una compagna mia. Bella. Oppure? A tanto che non la faccio. Oppure Ciao l'abbiamo fatta l'altra volta. facciamo Sapo pure una compagna. Quindi Dai. riproponiamo questa qui. Sapo pure compagno mio, che questa anche l'abbiamo cantata a voglia. A voglia se l'abbiamo Bellissima. cantata. Non nasci stasera, tanto non mi vede, sto facendo vero, ma se non mi crede, io sono pronto pure a taccerare. Ho saputo pure non compagno me, stavolta non è una passare, la vista pure sotto la casa tua, ma sono sicuro che ti vira ancora, non dice no, è proprio lui. Ho saputo pure non compagno me, che veramente tu vuoi bene ancora, ma non è stato solo colpa tua, e già sapevo che era una stronzata, sta insieme con te. È meglio con me, si faccia cagnero caro scordandomi te. Ma dai che sta amore, non ne vedi male, fammelo un favore, non condanni più, cado di una chiesa pure a me. Ma sapevo pure non compagno me, stavolta non è una passare, la vista pure sotto la casa tua, ma sono sicuro che ti vira ancora, non dice no, è proprio lui. Ho saputo pure non compagno me, che veramente tu vuoi bene ancora, ma non è stato solo colpa tua, e già sapevo che era una stronzata, sta insieme con te. È meglio con me, si faccia cagnero caro scordandomi te, si faccia cagnero caro scordandomi te. Ho saputo pure non compagno me, che veramente tu vuoi bene ancora, ma non è stato solo colpa tua, e già sapevo che era una stronzata, sta insieme con te. È meglio con me, si faccia cagnero caro scordandomi te. Ho saputo pure non compagno me. Ti dirò che in tanti speravano che avresti cantato questa tra le Sì, due. lo so, Me questa l'hanno è stata scritto, me l'hanno proprio una scritto. un successo, però, un piccolo successo, però Sì. è stata veramente bella. Cioè, figurati che qui hanno detto ho aumentato anche il volume, si divertono con questa canzone. C'è anche Agata che ti fa i complimenti, Orazio, troppo bravo, si vede che è proprio portato. Siu meglio Santo, bravo Grazie Santo da mille. Filippo, bravissimo. Santo merita molto di più di quello che già ha fatto. Questi Grazie. sono i commenti belli. Grazie. Salutiamo Ivan, insomma, vi si hanno. Ti ricordi le mie amiche che venerdì erano Sì, qui, le sì, ragazze? Sono ritornate a Pavia adesso e ci stanno guardando. Vi salutiamo pure noi, Buonasera, bravo. buonasera. Quindi anche loro vi Grazie, fanno i buonasera. complimenti. Un bacio. Le conoscete pure tu, Giada e Giovanna. Gli mandiamo un bacione grande che sono. Le stiamo tenendo qui un pochino con noi. È bella la Sicilia, no? Certo, sì, si sono innamorate. E proprio eravamo nella puntata del nostro Domenico. Quindi sì. facciamo pervenire lo microfono. Allora, a te l'onore, Domenico. Buonasera a tutti. Domenico, allora innanzitutto non abbiamo avuto il modo di parlare, ti sei divertito poi venerdì?
È stata una bellissima Una bella serata è stata. una bella serata che è andata alla grande, abbiamo cantato un bel po' e ci siamo davvero divertiti in attesa di tutte le novità di cui abbiamo parlato. Tra l'altro la puntata è già caricata su YouTube, quindi andatela a rivedere qualora ve la siete persa. Allora, Domenico, come iniziamo a cantare? Allora, innanzitutto voglio ringraziare ai ragazzi che mi hanno invitato. Certo. Per me è un piacere. Vorrei aprire la serata con Mezza parte me. Un brano d'amore. Un brano molto molto bello, si continua su quella traiettoria. Vedi, a me piace quando soprattutto si è giovani e si punta su questo. Bravo Domenico. Già parla, pure dall'occhio può leggere la verità. Io parla soltanto di chi sta amore, sta crescendo e mo tengo paura. Fatta braccia, voglio sentire il calore tu che mi fa sta. A così buono me l'ha detto cuore, lontana te non sbatte chiudo, giuro. È successa quando sto insieme a te, è nata cosa di tu me l'hai cagnata, tu guardi per mezza parte me, perché con te sto cielo che mo si è completato. Come è successo fammi lo sapere, dimmi come hai fatto, come hai combinato, ogni secondo ti voglio vedere, sì che l'amore che mi c'è sempre suonato, tutta vita. Non ci può stare, nessuno che possa tu potesse via, perché per me tu resti l'unica e solo, se la vita mia sei l'unica ragione. Come è successa quando sono insieme a te, è nata cosa vita, tu me l'hai cagnata, tu guardi e vedi mezza parte me, perché con te sto cielo che mo si è completato. Come è successo fammi lo sapere, dimmi come hai fatto, come hai combinato, ogni secondo ti voglio vedere, sì che l'amore che mi c'è sempre suonato. Prima che sia amica che sta poesia non può mai finire, sì ma storia più bella che te, ricordo, sembra una cosa solo, con te mi sento nure e tua regina. Successo fammi lo sapere, dimmi come hai fatto, come hai combinato, ogni secondo ti voglio vedere, sì che l'amore che mi c'è sempre suonato, tutta vita. Bravo, bravo Domenico Aiello. Lo sai qual è la cosa bella? Che nel frattempo che tu cantavi scrivevano le parole della tua canzone sulla live. Quindi è una cosa molto bella. Lui cantava e nel frattempo noi potevamo cantare perché c'era chi pensava a scrivere anche il testo. Quando si amano le canzoni di un artista succede anche questo, e questo significa che con questa canzone hai conquistato il cuore di tante persone. Tra l'altro c'è un ragazzo che oggi fa il compleanno, che io volevo capire come si chiamava, infatti gli ho chiesto come ti chiami, mi ha chiesto se gli dedichiamo una canzone, se ci fai sapere come ti chiami, perché hai il nome come Cuore Spezzato, però insomma fare auguri a Cuore Spezzato è un po' triste, è un po' triste, cioè quindi facci sapere un pochino il tuo nome così riusciamo a dedicarti qualcosa. Ecco, bravo. Poi abbiamo anche Filippo, ragazzi, mi chiamo Lorella, salutiamo anche lei. C'era la tua piccola nipotina che ti sta guardando, salutala al microfono. Un bacio Giovanna, il nonno tuo. Il nonno tuo. Ciao amore mio. C'è anche la piccola, tanti complimenti per te da Giada, da Gio, buonasera a tutti, una dedica al mio papà. Saluta a Chanel perché ti sta italiano magari. La mia principessa, certo che la saluto. Nel frattempo, la mia principessa Chanel, sì. C'è Francesco messo pure sulla TV. Lo salutiamo. Ti mando un grande bacio, amore mio. Ciao, e l'ho Cucciolo. visto che me l'hai mandato pure tu. Ciao Hai visto? Stavolta Cucciolo. t'ho visto. Un bacione, un saluto a Santo, insomma a tutti. C'è anche Stefi che richiede un saluto da parte tua, Domenico.
Ciao Stefi. Ecco, a me ogni tanto mi si abbassa la voce. Allora, già è volato, cioè già un'ora è volata, abbiamo l'ultima mezz'ora, io vorrei fare almeno altri 2 giri veloci. Sì. Quindi ritorniamo al nostro Anthony, che direi che è arrivato il momento, Anthony, che ne dici oppure ancora no? Sì. Sì, allora, è arrivato il momento. Passo l'arma. Il testimone, sì, perché rivogliamo la nostra Vanessa che l'abbiamo sentito inizio puntata, però ufficialmente l'abbiamo conosciuta con questo duetto che ha fatto insieme ad Anthony, che è uscito da un mesetto all'incirca, se non sbaglio, giusto? No, di meno. È meno passato? Di meno. 2 settimane, quindi ragazzi mi raccomando condividetelo e soprattutto utilizzate il suono su TikTok. Ricordiamo il titolo della canzone? Lo ricordo io? Ma sì, non te do cuore. Ecco, è preparato. Ha avuto un attimo. Ricevo. frequenta a mia. Ma perché ti spaventi se mi avvicino? Gli stavo avvicinando il microfono, ha fatto così. No, ti faccio parlare, se no non si capisce. Di quando andava che frequenta a mia, diventavo peggio di mia. Lo state veramente crescendo bene a sto picciriddu. Non oso immaginare. Anthony? Vanessa? Molto, musicalmente sì, assolutamente. Allora, direttamente per la prima volta su Bella Radio abbiamo il nostro Anthony featuring la nostra Vanessa. Andiamo. Vista ieri sera, posoli di posti, ma non stivo solo, ma chi è il tuo ragazzo? Tu stai sempre a me seguire, che ci tiene mamma mia, sei gelosa di me, ma papà, sei l'unica sorella mia, tutto cuore sia vita mia, e per te voglio e meglio ti proteggerò.
questa canzone. Venite raga, venite. Bella. Certo Vane, vieni qua. Allora, tu questa sera voglio ringraziare a Anthony, tutta la sua famiglia, a Peppe Catanese Doc e specialmente mio cognato Santo Piazza per avermi accompagnato a questa E l'abbiamo svelata questa cosa! Ancora non l'avevamo detto che è mia cognata. Io stavo aspettando, no? Ho detto se lo vuole dire lei lo diciamo, altrimenti no. Sì, lo volevo dire prima. Sì, che tieni? Non ti preoccupare, adesso ci penso io. Vai, continua. Lo volevo dire prima, però sì. Ho detto faccio passare un po' di tempo e poi magari lo dico. Quindi l'abbiamo svelata, Vanessa è la sorella della moglie di Santuzzo. Quindi insomma c'è sempre aria di musica in famiglia. Sì. Aria di musica, non solo dal lato di Santo, ma anche dal lato di Sara. Sì, Sara non ha mai pensato a cantare. No, però è brava pure lei, Sara? Sì. Sara, mo. E quasi. Chissà che cosa potrebbe. Intanto nei video la vediamo come attrice. Sì, fino a lì ci siamo arrivati. Poi chi può sapere? E volevo dire, quando è venuto Santo con Peppe, dicevano che avevano questa bella canzone, diciamo, che volevano fare questa canzone, già era pronta e me l'hanno fatta ascoltare. Mi hanno detto, dice Santo, noi abbiamo sentito Vanessa, dici se magari per te è un piacere, per me è stato un piacere, l'ho detto a mia cognata e abbiamo fatto, diciamo, questo duetto bellissimo, che è venuto veramente carino, bello. Praticamente il fratello minore sta a consigliare alla sorella maggiore che se questo qua non gli dà il cuore, so bastonate, so belle bastonate, e direi che funziona così. Bravo, bella, il motivo della canzone. Sì, e infatti anche perché rappresenta sia quanto è importante l'amore sia il rapporto tra famiglia, no? Nel senso di quanto un familiare possa tenere alla sorella in questo caso. Quando un fratello o una sorella al fratello può avere proprio l'amore, quello è l'amore di gelosia. Quello che provo io nei confronti di mio fratello. Sonny, stai attento, Sonny. No, ma lui fortunatamente è una buona vagliona, sì, innamorata. Va bene. Passiamo la palla. Passiamo il testimone. Ma posso dire una cosa? Anche tu. Magari io mi sento in famiglia quando sono con Santo. Ma questo sicuramente anche io. Ma questo credo che un po' tutti. È una cosa a pelle. L'ho detto l'altra volta in una serata, eravamo in live e l'ho detto e lo ridico. Ho conosciuto veramente una splendida persona, delle splendide persone. Grazie a Peppe ho conosciuto Anthony, il papà di Anthony Santo e tutte le famiglie che sono veramente persone fantastica, ma diciamo che tutti con noi che siamo seduti qua ci sentiamo in famiglia, perché si è instaurato veramente un rapporto molto bello. Dico io sempre, la musica delle volte sì, delle volte no, ma a me mi ha portato tante belle persone. No? Qua sì. No, ho detto qua mi ha portato delle persone che reputo importanti nella mia vita, delle bellissime. E volevo dire anche per Domenico che ha da poco che ci conosciamo, però è un ragazzo, voglio dire che è un ragazzo veramente posato. Conosci Alfio, suo papà? L'ho conosciuto settimana scorsa, sì. Io di Facebook ti seguo. Molto bravo e molto come si dice, educato, umile, e ha fatto già tante belle canzoni e cose varie. Bravo. Ne arriveranno delle belle ancora. E mi ha fatto tanto piacere conoscerti. Che bello quando ci sono queste cose. Vedi quando la musica esprime sentimento e amore. Questo è un esempio di quello. Sentimento e amore. Vengo io. Sentimento e amore. Spezziamo sta catena. Vai, spezziamola. Ti porta a ballare. Vamos. Sono pronta. Dove mi porti a ballare? Qua. State qua. Tutto vai. Qua? Non ti muovere qua. No, devo fare le riprese. No, non le fare. Sì, non le fare. Vai. Che se per me tu non lo puoi capire. Quando ti vedo se mi scoppia il cuore, mi fa morire, sono pazzo sulle idee. Se tutto quello che volevo ora, lo sai che tu in fondo già ti piaccio. Me ne sono accorto già solo da tuo sguardo. Stasera ti porto a ballare tutta la notte e poi mi baci riva al mare. Mentre ti spoglio io non ti voglio come da. Solo una notte insieme con te non può bastare. Siamo per sempre, che malattia. Sono innamorato di questa vita mia, la vita mia. Ma tu mi hai fatto che ogni volta che sta con me mi trema in mano. Se un'ossessione, se una febbre che non passa, mi fa
amore non si può spiegare, stasera ti porto a ballare tutta la notte e poi mi baci riva al mare. Mentre ti spoglio io non ti voglio promettere, solo una notte insieme con te non può bastare, siamo per sempre. Stasera ti porto a ballare tutta la notte e poi mi baci riva al mare. Mentre ti spoglio io non ti voglio promettere, solo una notte insieme con te non può bastare, siamo per sempre. Stasera ti porto a ballare tutta la notte, mentre ti spoglio stasera ti porto a ballare, solo una notte, siamo per sempre. Grazie. Grande Peppe. Siamo andati a bailar così, 2 ancheggi, 2 colpi del bassino. Anche questa, un altro riscontro molto bello anche su TikTok. Anche questa ha utilizzato tanto il suono. Ogni tanto vedo del fumo e nebbia in Valpadana, ma va bene. Sì, infatti, dicevo, ma che c'è? No, è l'atmosfera, non sono le castagne, Cioè, non sono mi sembravano le castagne. Non sono le caldarroste, non sono quelle. Va bene, Santo, che ne dici se andiamo a proporre un altro brano? Sì, andiamo a questo punto. A famore con me. Questa un'altra canzone veramente molto bella. Voglio salutare anche l'autore che è Emanuele Marcellino, ti mando un saluto e un bacio. Direttamente dalla Sicily. Vamos. Tu già prima mattina, allo che fai moino, con seria ad alta voce ti metti a cantare. Non ti amore mai, o cuore non dai, penso soltanto a te, tu vuoi solo pariare. Ma non mi credo, voglio solo a te, su fase che stavo che tu non è. Ma te nessuno te ne importa, mi lascio fare la porta, ti prego voglio uscire con te. Amo tu metti da famore insieme a me, io ti prometto che sto cuore lungo sempre a te. Ma se stasera ci facciamo solo te, di mamma già mi chiamo perché non vuoi stare più senza me. Scendo sto a te, sto aspettando, c'è passato mezz'ora. Lasciami stare, non ti tocca, non serve un set, siamo famora. Ma non mi credo, voglio solo a te, su parte che stavo che tu non è. Ma te nessuno te ne importa, mi lascio fare la porta, ti prego voglio uscire con te. Amo tu metti da famore insieme a me, io ti prometto che sto cuore lungo sempre a te. Ma se stasera ci facciamo solo te, di mamma già mi chiamo perché non vuoi stare più senza me.
bellissimo. Nel frattempo, ricordami Domenico, come si chiama tuo fratello? Alex, mi devi fare un favore. C'è il telefono di Catanese Doc che sta facendo il puzzle, perché lui in questo momento sta guardando la sua live, no? E fa, se il puzzle lo levo. Ma l'hai vinto almeno? No, lo devi fare, giralo verso di te. Sì, lo puoi prendere. Guardati. Fai il puzzle. Spiegaci. Ma allora Li devi... comboni, i puzzle di Foschi. Chi è? Com'era il Piri di Foschi. Piri di Foschi, vabbè. È tipo se ti indoffi di cosa ha dictato Gabanna. Capito? Questo volevi dire tu, ma non ce la facevi. Ma perché noi siamo in collaudo, capito? Siamo collaudati. Tu ne dici una minchiata, io ce ne abbiamo un altro di sopra. Perciò ogni tanto così. Si sente zio Franco dire di là. Mary! Ma cosa dici, Mary? Uscì. Vabbè, ma questa. Spontanei. È arrivata la papalata. C'è anche nella Treccani questa parola. Dove? Nella Treccani. Scusate, ho la voce bassa, ogni tanto sapete cos'è la Treccani? No, sogno contagioso, vero? È il dizionario? Sì, il dizionario, sì. Dove sono tutte le parole, la Treccani è... Sonny, smettila. Stiamo viaggiando. Va bene, detto questo, ma però voi l'avete sottolineato, mi avete imbarazzata ora. Va bene, basta, non ne parliamo più. Mi sono imbarazzisciuta. Sciuta, sì. Tra l'altro dobbiamo salutare Sebastiano Toro, che ci sta Ciao guardando. Sebastiano. E tutti in coro urlarono Sebastiano Toro. Mi fa morire. Lo vedi come partiamo come tre mongoli tutti e tre deficienti. Grazie. Perché è carina questa cosa. Tre, si cammina in tre. È tipo i ci davanti in danza. E quello, vedi? Ci è arrivato da solo. Cambiamo discorso. Chi canta? Domenico, dai, spezza questa lancia. A favore mio, per favore. Allora, Dome, ricordiamo che anche con Domenico ci sono tante belle novità che stanno arrivando. Sì. Cosa cantiamo adesso? È scesa proprio. Il mio brano Dimmi che vuoi. Cosa? Io? Sto scherzando. Vieni, andiamo. Si continua a è presa il momento liscia, scusate. Vai piano. Piano. Io t'ho incontrata lì, dentro quella festa, è nata così, tutto molto in fretta, non devo capire, carindano liette, non t'ha girato cuore, ma era solo una passione, ho saputo tu dicevi sempre, non mi chiama più, non perdere tempo, non ti innamorare. Che non ci tengo, metti fino a questo amore che proprio per me. Dimmi che vuoi, ci sapevo che ero solo un'attrazione, un gioco e poi non ci stava l'intenzione per una storia fra di noi. Ma se tu sei innamorato io non lo volevo, sai, prima che mi ci fosse fare. Dimmi che vuoi, sono stato sempre sincero e ti amo, non l'ho detto mai. Non pensavo da quel tempo che facevo male assai. Ma mi chiamo pure a notte, non da niente mai che fai. Non capisci che guarda per me, non trovo amore. Se capite mo, non piangere ancora, non dicere no, si trova nato cuore. Non ti può fermare, fatti una vita nuova, troverai quell'uomo che poi sa innamorare te. Dimmi che vuoi, ci sapevo che ero solo un'attrazione, un gioco e poi non ci stava l'intenzione per una storia fra di noi. Ma se tu sei innamorato io non lo volevo, sai, prima che mi ci fosse fare. Dimmi che vuoi, sono stato sempre sincero e ti amo, non l'ho detto mai. Non pensavo da quel tempo che facevo male assai. Ma mi chiamo pure a notte, non da niente mai che fai. Non capisci da guarda per me, non trovo amore. Non trovo amore. No. Non trovo amore. Dimmi che vuoi, sono stato sempre sincero e ti amo, non l'ho detto mai. Non pensavo da quel tempo che facevo male assai. Ma mi chiamo pure a notte, non da niente mai che fai.
capisci che vuota per me non trova amore. Domenico, bravo. Ricordiamo anche il titolo dell'ultimo brano che è uscito. Mezza parte me. Questo è l'ultimo brano che al momento è uscito, ma come abbiamo raccontato l'altra volta, tante novità che in Stiamo arrivo. lavorando per il nuovo singolo e poi c'è anche il duetto con mio papà. Che sarà, sono sicuro, una bomba, quindi mi raccomando seguite Domenico. Se vuoi ricordare i contatti, dove? Vai. Su Instagram Domenica Iello Official, TikTok uguale, invece su Facebook Domenica Iello privato. Questi sono i contattini, quindi seguitelo e ricordatevi di seguirlo anche su YouTube perché c'è anche il suo canale. Esatto, Domenica Iello Official. Tanti like, iscrivetevi e campanellino. Mi raccomando che è importante. Assolutamente, perché in questo modo riusciamo a far andare avanti i nostri artisti. Esatto. Il modo proprio per fargli vedere che lo seguiamo. Quindi seguite Domenico, grazie tesoro. Con Dome anche ne sentiremo tante. Grazie sempre di essere stato qui questa sera. Vuoi fare qualche salutino? Volevo Domenico? salutare anche suo papà Alfio, un bacio grande. Anche la mamma. Tu non la conosci, la mamma di Domenico, nonché la moglie di Alfio, una ragazza fantastica, proprio veramente. Vuoi fare qualche salutino, Domenico, che ho dimenticato di chiederti? Voglio salutare a tutti i miei fans e a tutto il popolo di Bella che ci sta seguendo. Fai il saluto giusto. Faglielo. E un saluto a Sonny. Vedi come parte l'applauso? Si era arrabbiato, hai visto? Guarda che applauso. È così per Sonny, è tipo applausi per Fibra e lui applausi per Sonny, applausi. Vane, Sonny, poco da si tocco, vediamo l'applausi. Sì, a boom. È una cosa incredibile lui. Nel frattempo io volevo chiedere a Vanessa, che questa cosa poc'anzi non gliel'ho chiesta, vabbè gliela chiedo dopo, facciamo cantare e poi dopo facciamo un'altra piccola chiacchierata anche con lei, perché ritorniamo al nostro piccolo Anthony che abbiamo presentato adesso, cioè poc'anzi, scusatemi, l'ultimo singolo che è uscito, ovvero il featuring con Vanessa, ma anche con lui ci sono belle novità, giusto? Ci sarà un altro inedito che arriverà, quindi questo già lo possiamo dire, tenetevi pronti perché un altro inedito in arrivo sicuramente prima della fine dell'anno, anche perché ormai siamo quasi a fine ottobre, novembre e dicembre già l'anno è finito. Cosa facciamo adesso? La testa sulle spalle. Sempre quella, sempre. Quella che mi piace a me. L'altra volta ero in macchina con questa canzone che ballavi, ti divertivi? Bene. Bellissimo. Anthony, dopo ricordiamo anche quelli che sono i tuoi contatti. Ok, intanto con la testa sulle spalle. Sempre. Non teniamo l'età per locale, per bere pariamo. Ma non dite quartiere che mezzo ci trovo là. Siamo tutti compagni. Siamo frate, cittadini, capite per stessa paglione. E poi poi ci incontriamo, poi ci chiari. Mamma tu sei lo sbaglio, sta più senza pensiero. La testa sulle spalle, mi impara a tenere. Faccio qualche sensato, ma se così voglio. Dici non si fa male, tu non ti preoccupare. Mamma tu sai che torno a casa tutte le sere, perché sono piccerille, la notte va a chiamare. Sono fatte vanamente, ma noi vogliono apposta. E sai ci sta mancando, non sbagliare. Tu mi dici catino pensiero quando scino racca. Ma tu sai su cagnato sti tipi, mo si ma così. Si mi frate, cittadini, capite per stessa paglione. E poi poi ci incontriamo, poi ci chiari. Mamma tu sei lo sbaglio, sta tu senza pensiero. La testa sulle spalle, mi impara a tenere. Faccio qualche sensato, ma se così voglio. Nessuno si fa male, tu non ti preoccupare. Mamma
Grazie. Sempre con la testa sulle spalle. Bravo Anthony, vieni qua. Vuoi fare qualche salutino? Voglio salutare l'autore Gianni Luna e Salvatore Principe. E poi a mia mamma che mi sta seguendo nella casa. Ha commentato tutte le volte che cantavi. Quindi un bacio grande alla mamma. Sì, un bacio. Madonna, voi non lo vedete, ma c'ha due occhi che tipo quando c'è quel corpo che si affronta se li strizza, no, bello di più. Seguitelo. Bravo Anthony, bravo sempre. Devo dire che Peppe ha scelto bene. Beh, figliozzo, l'avevamo capito. Original. Certo, non può essere fake. Chiudiamo. No, devo fare i saluti ancora a Vanessa, che non gliel'ho fatti fare prima. Quindi Vane, vuoi fare qualche salutino in particolare? Nel frattempo diamo anche quelli che sono i contatti di Vanessa, perché ormai è entrata nel mondo anche lei del canto, quindi la potete seguire. Diciamo un pochino come seguirti su TikTok, ancora non ci sta, la dobbiamo aggiornare ancora anche su queste cose, sono, però a breve ci saranno i vari contattini anche per Vanessa, dove seguirla su TikTok, Facebook e Instagram, vi daremo tutto. Nel frattempo salutiamo tutta la tua famiglia, che voglio dici? salutare tutta la mia famiglia, mia mamma, mio padre, mio fratello, a tutti. Un saluto generale, brava, così te ne esci. Sono i saluti migliori questi. Bravissima Vane. Veloce. Brava. Allora, riportatemi il testimone da questa parte, perché è arrivato il momento del nostro Peppuzzo. Un altro brano lo dobbiamo fare. Siamo pronti? Io sono nata pronta, si dice Dinda così. sto cuore. Beh, when away. Pronta, bonde. No, perché fate West. Tu dici sempre sì. Vai. Ma che donna sei, tu forse non lo sai, che luga me fai, rinda sto cuore, rinda sto cuore, rinda sto cuore. Tu mi travolgi come le onde, sì, carnale, sensuale e profondo. Baby, tu giuro non te manca niente. Quando ballo fa impazzire tutte quante. Mezza sta veste sì che è importante. Come mi attira sta voce e sto sguardo. Tu mi ingripata a me. Nera come una spagnola, se parla sulle derindo locale. Con stile devo fa criminale, per stile dire quando esci in scala. E ne cagavo tu mi mandi fuori, ma poi ti giuro che mi innamore di te. Non mi fai morire, dimmi casa mia, non mi fai morire, dimmi solo sì, una malattia, che non può guarire, mi fai impazzire, che femmina sì. Con tutte quante stiamo dormendo, parlo come rap in un secondo. Ti voglio fare solo una domanda, perché sti mani sti capelli, sto fisico tu giuro non sballo. La gente che tu sia più bella e cara. Non mi fai morire, dimmi casa mia, non mi fai morire, dimmi solo sì, una malattia, che non può guarire, mi fai impazzire, che femmina sì, non mi fai morire, dimmi casa mia, non mi fai morire, dimmi solo sì, una malattia, che non può guarire, mi fai impazzire, che
però sai, non ho incontrato mai una come te che t'assomiglia. Che t'assomiglia. Bongo de tic tic bongo de bongo de bongo de bongo. Grande Peppe. I love you. Peppe, ma mi sono accorto che in quel video c'avevi i capelli col ciuffo tirato. Bravo. Divertentissima comunque questa canzone. Con queste bellissima. canzoni ritorniamo agli anni 90, raga. Mi fa pensare tantissimo al E ora film. ne sta rubando una. Sempre questo stile? Natale alle porte. No, Natale c'ha la feci. No, è un altro style. Ora arriva. Col coniglietto e le orecchiette. E Molto allora- divertente, molto divertente, Bella, mi veramente. piace. Bella. Comunque stavo dicendo bon, I love you. Dobbiamo fare quella che fa pi-pa-pa-pa-ra-pum. Vi ricordate Massimo Boldi nel film Vacanze di Natale Certo, 95 quando fa bellissimo. la discesa della morte con il gabinetto sotto il sederino? È bellissimo quel film, io ne ero innamorata. Va bene, allora Peppe fai qualche salutino pure tu perché ora concluderò Sì, io Santo. saluto tutti gli amici su TikTok. Ma dove è caduto il telefono? Il telefono mossi, dammi come sta dormendo, buonanotte. È un ecchio. C'è. Tu la fai un po' crisi, da lì. Innovazione. Vabbè, cose che Salutiamo a succedono. tutti, un bacio grande e grande sonne. Te che finicchio. Fagli Un applauso, un applauso. Non da fare applauso. Bravo. Ci dici non lo fare, lo fa. E ricordatevi tutti di seguire il nostro Peppe Catanese Doc su TikTok perché i sorrisi con lui E sulla sono pagina YouTube Catanese Doc Official. il canale YouTube del nostro Che ce ne Peppuzzo. mi vuole scoppiare questo canale, forte, vuole rare. Ha ragione. Ha ragione, ha Sempre ragione, Sonny, ha il nostro ragione. grande Sonny. Seguitelo, Non ragazzi. ti dico io, poi ne parliamo qualche altro giorno. Venite, saliamo. Sì, pure- io mi volevo approfittare. Tocca a te, prima di concludere, Santa, Sì. di andare con l'ultimo brano, anche tu ricorda un po' tutte le info e i salutini. Sì, vabbè, i miei Contatti? I miei contatti sono Santo Piazza. Non si Ovunque. sbaglia, TikTok, Facebook, Instagram e tutto. E poi, come sempre, volevo fare un grande saluto al maestro Franco Moreno e Katia. Gli mandiamo un perché bacio. io sempre li saluto quando sono in diretta. Vero. Gli mando un bacio e grazie sempre perché questa mia Questo strada percorso è riuscito si è a aperta, esatto. si è aperta grazie anche a lui. Il primo brano infatti di Santo, come se spegnesse una con Mars, femmina, sì, bellissimo. è il brano con la quale si è presentato. Allora, noi adesso andiamo in chiusura con l'ultimo brano. Con quale, Santo? Con quale vuoi chiudere? Si viene con me. L'ultimo uscita. L'ultimo brano, sì. Bello, chiudiamo in allegria. Ricordiamo. No, facciamo Si viene con me. Ricordiamo a tutti che la puntata la troverete, sarà in replica oggi è lunedì, quindi sarà in replica sicuramente giovedì sera e poi da domani la troverete direttamente sul canale YouTube di Bella TV. Lì troverete tutte le puntate. Noi ringraziamo i nostri belli di Bella. Un saluto grande a tutti i belli di Bella. Una buona serata. E una dolce Radio buonanotte. e TV. telespettatori. Esatto. E tutti i miei follower. Tutte le persone che ti vogliono Fans. bene, quelli che ci vogliono Mi sembra bene. ancora strano dire fans, Ma è però tutte le così. persone che mi seguono li ringrazio sempre perché se non è per loro Non siamo qua. non si può avverare questo sogno. Ok. Ciao a tutti, un Buonasera. bacio. Buonasera. Buenas noches. Quando
te chiamano e manco mi risponde. Mi fai sai a frevo, sai su pazzette. O sai che sei geloso, però ti calma. Sai che con nessuno ti potessi cagnare. Preparati stasera, ascimo stiamo insieme. Vestiti belli o trucco lascialo stare. Mi piace a questa buona, sta faccia di carnale. Si è innamorato più bello che ci sta. Ma se vieni con me che stasera ti porto in giro per tutta Napoli. O sacci che a me, ma non lo dice mai. Non vuoi far innamorare una sera. Ma come mi piace, ti giuro. Se belle esagerate sia mia. Posso morire per te, io vero. Voglio soltanto a te, a nessuno più. Accendo la luce, mi sta sbattendo il cuore. Mentre ti stai spugnando sei più bello ancora ancora. Vieni qua, fammi sentire il calore. Ma che mi fai? Fammi mi manna fuori. E ancora non ci vedo, mi stai passando vero. Che sto momento l'ha già aspettato assai. Non ne ti prego, restiamo ancora insieme. Con te una vita non mi bastasse mai. Ma se vieni con me che stasera ti porto in giro per tutta Napoli. O sacci che a me, ma non lo dice mai. Non vuoi far innamorare una sera. Ma come mi piace, ti giuro. Se belle esagerate sia mia. Posso morire per te, io vero. Voglio soltanto a te, a nessuno più. Ma se vieni con me che stasera ti porto in giro per tutta Napoli. O sacci che a me, ma non lo dice mai. Non può far innamorare una sera. Aro come mi piace, ti giuro. Se belle esagerate sia me.